arrivas. Dove stiamo andando? Cosa facciamo? Che il cancro mi cazzava al posto. Ci troviamo con Fabio? Perché? Adesso ti spiego. Eccolo lì il Fabio. Accendo la GoPro perché qua c'è gente che lascia i levrieri liberi, quindi se gli va sotto a Zoe lo fa fuori. E giustamente, vedi, sono tutti col cane al guinzaglio. A parte che il cagnetto piccenino là, vedi? Cani stanchi della vita. Eccola là, vedi? Dice, dai che voglio pinzarmi il cagnolino piccolino. E Fabio dice, no, non si pinza il cagnolino piccolino. Dai che voglio pinzarmi il cagnolino piccolino. Niente, non pinza il cagnolino piccolino. Ciao Teguina! Oh, molto bene, eh? Ciao bellissima! Ciao Stella, bella come sono! Infatti, vedi, io no, guarda, io non è che sono contrario al cane senza guinzaglio, però in un parco dove ci sono cani, magari anche no, insomma, hai capito? Il problema è che se adesso viene qua un levriero, sta qua con un morso la fa fuori, e lei ha il guinzaglio, e sti qua sono liberi. Zoe, e vanno di là? Sì, niente bau, come femo? Ah, come femo? Come femo? Mannaggia. Comunque allora siamo qua in Italia col Fabio perché partiremo domani verso la fiera di Padova. Si aggregherà, senti che termini forbiti proprio, Un termine aggregante. Sì, veramente, cazzo. E si aggregheranno anche Andrea, quello col T4, e che ancora capisce lei Daniele e Andrea, perché si chiama Daniele e Andrea. Andrea del nome, Daniele cognome, penso. Ok, quindi Andrea. Sono sicuro però. Quindi dopo Marco e in teoria anche a Mirko. Abbiamo esteso l'invito anche a Michele che ha detto ma sì, verrei, adesso vediamo se viene. 10 euro che non viene. Ah, ho paura che... Ciao l'Italia, sì, hanno ragione le scritte, questo è il giorno dopo. Io ieri ho avuto la febbre a 38,5, quindi è venuta Alessia a rapirmi, mi ha portato da lei, mi ha fatto la doccia bollente, cioè mi ha buttato dentro in doccia, tachipirina, questo e quello, no, su poste, in pastiglia. E niente, adesso mi ha riportato dal Fabio, io sono andato a fare una commissione, ci stiamo preparando per la partenza, ho fatto GPL, adesso andiamo a fare acqua, dove andavo a fare io di acqua di solito oggi non si può perché c'è mercato, quindi per cui andiamo da un'altra parte, dopodiché gasolio, guarda là che mi sono preso e via. Adesso andiamo a cattare sul Fabio che non l'ho portato con me perché c'era il disastro, io ero proprio in zona mercato e figurati, due camper, uno da 6,80 e uno da 7,5. Eccoci qua, rifornimento Wild. Quindi adesso andiamo a fare il gasolio e poi partiamo. Allora, ti accennavo prima, no? Vedi, questo è l'additivo della Bardal che io mi trovo molto bene, lo usavo con Scarosso me lo ha rimesso a nuovo. Questo qui serve per pulire gli iniettori, costicchia, costa quasi 20 euro un chilo, preso su Amazon. Però ti rimette veramente a nuovo, senti il motore che parte proprio senza problemi, senza fatica, lo senti molto più leggero e ti pulisce il tutto. Dicono che i soldi di questo te li recuperi poi con i consumi inferiori che avrà il camper. Io non ci credo, almeno avendolo provato sicuramente hai dei risparmi di consumi perché senti il camper più leggero, fa meno fatica, quindi dai molto meno acceleratore, però recuperare 20 euro non lo so, ma non credo. In ogni caso ti serve per la pulizia degli iniettori e questo veramente io te lo consiglio. Ti spiego quanto ce ne andrebbe, che ho già fatto i conti. Allora, 50 ml ogni 20 euro di gasolio, però siccome il gasolio è sempre in continuo aumento facciamo 25 euro di gasolio. Per avere un po' di risultati non devi farlo ogni tanto, devi farlo sempre, cioè fino a quando è finita. Cioè io tipo inizio oggi e ogni volta che faccio gasolio gli metto questo nella giusta proporzione fino a quando è finito. Ovviamente preparati già tipo un imbutino perché vedi se no come fai a metterlo dentro il serbatoio, no? Al tappo largo. Vedi, adesso dobbiamo andare fino a Padova, a me non piace andare con il pieno di acqua proprio per questo discorso che è bello sentire il camper leggero che va via eccetera, e 100 kg di roba comunque li senti, cioè li senti se sei molto attento che
usi guidare proprio con quel pelino di acceleratore, io veramente il piede proprio appena appoggiato all'acceleratore la senti la differenza. Però siccome ho la febbre, dopo magari risuderò eccetera eccetera, ho bisogno della doccia, non si sa mai che dopo in quella zona che io non conosco non troviamo fontanelle, non troviamo distributori, allora ho detto meglio partiamo. Ho fatto quasi un 50% di acqua. Abbiamo visto nel video che avevo fatto, non quello dove mi facevo la doccia ma quello dei calcoli dei consumi della doccia, nel mio camper ci va via un 20%, quindi io ho quasi il 50% e siamo tranquilli. Buon dai, Italia, metto il navigatore e partiamo. Io adesso ho buttato dentro l'additivo Bardal e ho fatto 25 euro di gasolio. La differenza la senti subito, cioè va molto facilmente su di giri. Comunque quello che ti consiglio è di fare almeno 20 km, velocità normale, anche piano, basta che vada in circolo, hai capito? Dopodiché ti guardi che non ci sia nessuno dietro e tiri via un'accelerata fino a fondo scala, magari in terza, un po' di seconda e poi tutta la terza, e vedrai che ti fa un fumo incredibile. Questo però, mi raccomando, vale solo per i motori vecchi oppure i motori che in ogni caso hanno fatto tanti chilometri. Mettere questa cosa su un motore nuovo che ha 40-50 mila chilometri, navigatore, stavo parlando, dai! Ma non si fa, non è creanza. Metterlo su un motore che ha 40-50 mila chilometri sono soldi buttati, è completamente inutile. Ecco, io direi che più o meno 20 km sono passati, sono in terza, mi metto in questa tangenziale e adesso vediamo di tirare un'aperta, vediamo, dietro non c'è nessuno, ok? Adesso guardo dallo specchietto se mi fa fumo anche qui. Vai, a canone. No, non fa fumo. No, zero fumo, però vabbè. Ci vuole l'acceleratona. 100 all'ora. E dove abito oggi? No, non abito. Pausa? Pausa? Hai visto il bilico in rotatoria? Sì, vuoi passarmi da destra? Era in talù, non capivo. Certo, no, ma è come? Io non capivo. Non capivo. Adesso si sorpassa da destra. Ok l'Italia, pranziamo qui. Accensione. Faccio giusto un pelo di retro per stare al sole coi pannelli. Ecco là, che Fabio non c'ha per paura, tanto io ho la retrocamera, lo vedo, eccolo là, mi fermo anche qua, perfetto. Or dunque, vabbè, vedi, quando fai le cose sovrappensiero, dove cacchio è? Ecco qua, mi sono messo la pasta che ho avanzato in un contenitore normale. Qua dentro al forno avevo quello per microonde e così, piuttosto di sporcare due vaschette, a sto punto sporco la padella, non la scaldo col forno e la scaldo in padella. Tac. Per certe cose scaldare in padella o scaldare in forno non mi cambia assolutamente niente. Se scaldi, diciamo, a fuoco basso, medio basso, dopo gli metti magari anche il coperchio, hai capito? Io il forno, quando devo scaldare la roba, lo uso principalmente per lavare meno piatti, ossia per sporcare meno cose, per consumare meno acqua, eccetera eccetera eccetera. Però niente, stavolta salta perché ho fatto quella cacchiata lì. Batterie 92%, 13,6, 93%, qua carica 8,8 A e di qua carica 6,9 A, quindi 7 più, dai, sta caricando bene. Caricherebbe molto di più, sono andato ben oltre i 16, però quando le batterie sono giù, se le batterie sono alte ovviamente si limita. Contemporaneamente tocca anche il CP. C'ho un ottavo di scatoletta da 800 grammi per pasto, quindi 100 grammi, capire? È un'impresa, cazzo, ovviamente, vabbè, vai a occhio, non è che se è mezza scatoletta a darle al giorno, però insomma, povero cane, cioè è il suo fabbisogno, per carità, per il suo peso e tutto, è questo quello che bisogna dargli, però quantitativamente parlando, per un discorso psicologico, insomma, a me viene un po' i sensi di colpa. Sì, devo cambiargli anche la ciotola, perché la ciotolona, quella enorme, almeno con quella piccola sembra di più il cibo, no? Cioè questo per me più che altro. Buongiorno Italia.
Stavamo parlando della nostra vecchiaia, che siamo fiacchi perché non facciamo attività fisica, ma sarebbe da mettere i pedali sul camper, tipo i Flintstone, quei pedaletti, tipo i pedalò. Ma il freno mi preoccupa. Vabbè, il freno usi il freno del camper? Ah beh, allora è tutto lì. Oh, te ricordi il video sul caffè che ho fatto l'altra volta, Ecco là. Dai, via, andiamo. Siamo a 14 km da dove dobbiamo trovarci, a Vigonovo, che a me pareva sotto Padova, a Fabio risulta sotto Venezia. Non mi sembra ci sia niente di carino là da vedere, comunque vabbè, vediamo, perché abbiamo qualche ora da star lì. Vediamo cosa c'è a Vigonovo. Ti puntiniamo a Vigonovo. Guarda qua, furgone con roulotte, hai visto? Oh, finalmente un po' di stradine di campagna, così vedi la tipicità, che tipicità non significa per forza che deve essere un qualcosa di etnico, bohemian, no, ognuno ha la propria tipicità, però intanto, bella o non bella, tu te la apprezzi. Quando io giro per le autostrade o per le tangenziali, ragazzo, in qualsiasi parte del mondo è sempre tutto uguale, accidenti. Guarda, le statuine, là, i cigni, i musi. Hai visto un po' di tipicità padovana? Guarda, sciorette tipiche. Qua cotoeta, so giacchettina e i capelli in coconai, si dice da noi. Ragazzo, che goduria andare con sto additivo qua. Se fossi ricco lo userei sempre di default proprio. Porca miseriazza, è tutta un'altra roba. C'è anche quando vai a bassi giri, tipo adesso sono 1300 giri, ma è come fossi in coppia, no? Cioè tutto molto più leggero, reattivo, fantastico. Magica Amy, magica Amy. Sì, com'è il controllamento da dietro? Ah, si controlla bene, si vedono bene i bau e i gatti. Comunque c'è un vetro grande, perfetto questo per vedere i bau e i gatti. Non ci sono bau e gatti in giro, però stiamo parlando delle potenzialità CP del Pullman, cioè le potenzialità di vedere bene a 180 gradi i cani e i gatti. Al tu invece facciamo vedere la toppa locale. Oh, guarda che case rupestri, Velox tipico. Io adesso. Guarda il bau là. Là, l'hai visto? Il bau? Sì, il bau? Sì. Guarda qua le piazzette tipiche, le chiesette tipiche con campanile tipico. Un'altra chiesetta di là che ha fatto concorrenza, cioè tipo i distributori di benzina quando te ne mettono uno davanti all'altro, uguale le chiese, hai visto che roba? E pensa a quei poveri futuri mariti, no? Che dopo l'addio al celibato, la sposa gli dice dai che ci troviamo in chiesa, e loro i pareti dopo sbaglia accesa e dopo viene su un casino ogni volta. I zapanga parole, e dopo nasce i divorzi e tutto così, tutta una roba che gira. Sei a una manciatina di chilometri dalla casa di Marco, e a casa di Marco, guarda, la distingui, c'è questo signore col cappello e basta, il cartello con scritto Pava. Madonna, guarda che coda che hai tirato dietro. Prendi SP17. Sì, SP17. Adesso attraverseremo il fiume Brenta. Ci hanno fatto la rotonda sul fiume. Ah no, appena prima del fiume. Boia, ogni volta, cacchio, mi cade metà casa. Guarda che bello, pieno di cartine attaccate agli alberi, sacchetti di plastica. Cacchio, figata, va che robete. Ma attenzione, non è che sono gli abitanti di Vigonovo, tipo sto ciclista qua, a essere spassoni. No, è la corrente del fiume che tira avanti quei pezzi di plastica e quelle borsette, chissà da dove, da decine e decine di chilometri. Eccoci parcheggiati, come puoi vedere la retrocamera mi ha salvato il culto da quel palo. Oggi siamo anche molto religiosi, siamo davanti alla chiesa. Sì ragazzo, non si scherza. Guarda, addirittura là c'è scritto Casa della Dottrina Cristiana. Cioè, no, devo rendere partecipe mia mamma di questo mio pellegrinaggio religioso. Ambaradam messo a caricare. Oh, sai il volo che hai sentito prima, no? Il tutum, la Sony, porca miseria. Adesso l'accendo, vediamo se funziona. Purtroppo buche, buchette, rotonde eccetera, io non ho spazio per mettere la roba, però vabbè, intanto il falegname ha già iniziato, quindi ha già iniziato a preparare i pezzi eccetera, quindi insomma i tempi si stanno avvicinando e dai, vediamo, non vedo l'ora perché veramente non so dove mettere la roba e mi cade tutto. Roba volante. Vabbè, un po' scheggiata qua, per fortuna. Beh, il pavimento io credo che sia tutte queste scheggiature per terra e per la roba che cade.
Accendiamo, no, funziona, ok. Ok, perfetto, a posto, funziona. E con la scusa di andare a fare 2 fotografie qua, le chiese, il fiume, adesso vediamo, mi porto via la Sony, che voglia di far foto, quando sei annoiato, un po' malaticcio, eccetera. A me in quelle situazioni c'è sempre questa grande voglia di far fotografie, ma fotografie non per sperimentare, fotografie è un qualcosa di bello, che può essere anche una semplice margherita, una cascatella o gli interni di una chiesa, hai capito? E quindi adesso mi porto la fedele Sony e andiamo a fare qualche scatto in giro. Così nel frattempo infetto metà Padova. Eccolo! Vai sigari!